Unitas Sciacca e Don Carlo Misilmeri si affrontano in una delle partite più attese nella 22esima giornata del girone A di eccellenza. Siamo allo stadio Gurrera di Sciacca, di fronte agli uomini di Brucculeri, reduci dalla beffarda sconfitta contro l'Acragas, e i biancorossi di Aronica, che invece hanno perso a Enna nel recupero di mercoledì. La partita inizia subito con un episodio che fa sicuramente discutere. 31 secondi, contatto lieve tra Lonigro e Messina. Per il direttore di gara è calcio di rigore, ma come potete vedere il contatto è veramente lieve e veniale, nessun dubbio però per il fischietto di Bustarsizio. Dal dischetto Mistretta spiazza Marino e dopo 2 minuti e 20 secondi è già cambiato il punteggio al Gurrera. Comanda la squadra nero-verde per l'entusiasmo del pubblico e come sempre affolla la tribuna dello stadio saccense. La prima reazione della Don Carlo Misilmeri con questa palla fiondata di Lonigro per Cossentino, che batte l'amico ed ex compagno Zummo, ma è tutto inutile perché è fuori gioco. Insiste la squadra biancorossa con Concialdi che cerca di mettersi in ritmo. Minuto 12, il suo cross, colpo di testa, poi la deviazione da parte di Cinquemani che per poco non spiazza Zummo, palla in calcio d'angolo. Si fa rivedere circa un minuto dopo l'Unitas Sciacca dalle parti di Marino, qui con Licata che prende la mira, spara e trova la parata in 2 tempi da parte dell'estremo difensore classe 2004. Si fa rivedere dopo qualche minuto di pausa la Don Carlo Misilmeri con Giuliano che dialoga con Concialdi, finta di corpo, il cross col mancino, la spaccata di Vincenzo Manfrè che arriva in anticipo ma non trova la porta. Un paio di giri di lancette più avanti, insiste la Don Carlo con questo cross, colpo di testa di Matera, Zoom è battuto, ma la palla si stampa sul palo alla sua destra e poi allontana la difesa dell'Unitas Sciacca. Poi 44esimo, c'è questo episodio, c'è questo spintone di Colombatti ai danni di King, per l'arbitro e da cartellino rosso diretto ai danni del centrale argentino. Tra le proteste motivate della Don Carlo Misilmeri si va all'intervallo sull'1-0 e si parte nella ripresa con questo primo tentativo da parte della squadra di casa, con la palla che si perde sopra la traversa. Poi c'è questo calcio d'angolo, la palla spiove a vuoto Zummo, poi c'è il tentativo di Matera sul secondo palo, deviazione con palla che finisce ancora in calcio d'angolo. Don Carlo che nonostante l'inferiorità numerica gioca un grande secondo tempo. Qui Marino, sponda di Matera per Manfrè che anticipa l'uscita di Zummo, sfiora la traversa, secondo legno colpito da una sfortunata Don Carlo Misilmeri, forse anche una spinta ai danni di Manfrè. Ma qui attenzione all'attacco da parte dell'Unitas Sciacca con King che vede al centro il compagno servito, e il miracolo di Simone Marino che tiene in piedi la Don Carlo Misilmeri. Un paio di minuti più avanti Lucera va al duello con Mamone, altro ex della partita, prova ad andare sul fondo, mette al centro il pallone, Matera stacca sul primo palo, non trova la porta. A un quarto d'ora dalla fine, azione insistita dell'Unitas Sciacca con questa palla messa in mezzo in qualche modo, arriva dalle parti di King che si sposta la palla sul sinistro, fa scoccare un gran tiro che scheggia la traversa. C'è un legno anche per l'Unitas Sciacca che poi a 3,5 dalla fine continua ad attaccare con questa palla lanciata in profondità per Bellanca, il quale uncina col destro, blocca Marino senza problemi. Veniamo a 2 minuti e 20 dalla fine, rimessa in zona d'attacco per la Don Carlo con la palla che viene servita al centro dell'area di rigore, l'assist per Simone Giuliano che bissa il gol segnato mercoledì a Enna e regala un prezioso e meritatissimo pareggio alla Don Carlo Misilmeri che in 10 contro 11 al Gurrera impatta dopo aver giocato una grande ripresa. Occhio però all'ultimo tentativo della partita, calcio di punizione per Unitas Sciacca, però Bellanca sorvola la traversa. Su questa giocata finisce una partita molto intensa terminata sul corretto risultato di parità. Da Sportisiri è tutto, alla prossima.